L'appello è che non ci siano tagli ai finanziamenti delle province, perché è cosa nota le difficoltà di bilancio che hanno gli enti locali su tutte le province. Nel giorno in cui al Sant'Artemio si comunicano le deleghe ai consiglieri provinciali, un nuovo messaggio viene recapitato al governo a pochi giorni dall'incontro tra l'Unione Province Italiane, di cui Marcone è vicepresidente vicario nazionale, e il ministro all'economia Giorgetti, alle prese con la legge di bilancio 2025. Io credo e spero che le risorse che servono il governo individui quei soggetti che si possono permettere di dare un contributo maggiore in questo momento emergenziale, chiamiamolo così. Quindi non devono essere le province a fare sacrifici. Le province concorrono oggi con 1 miliardo all'anno alla voce risanamento del bilancio dello Stato ormai dal 2015. Insomma, l'esecutivo, per quanto affine politicamente, guardi da altre parti. La questione tecnica: i conti faticano a tornare nella Marca come altrove. Carlo Rapicavoli è direttore a Treviso e segretario UPI Veneto. Quando si parla di tagli dobbiamo considerare due aspetti: un prelievo forzoso di risorse che risale al 2015 post legge Del Rio e i tagli alla legge di bilancio che sono stati introdotti l'anno scorso. Sommando questi due aspetti vengono tolti alla provincia di Treviso 23 milioni su circa 80 di risorse correnti, e per capirci le risorse correnti sono quelle che vanno per le spese del personale, ma soprattutto per la manutenzione ordinaria di strade e scuole. La legge Del Rio è stata esiziale, ma i governi che sono venuti dopo non hanno fatto granché meglio. Ossigeno è arrivato con il PNRR, che rischia però un effetto boomerang. La provincia di Treviso, le altre province del Veneto, tutte stanno rispettando i tempi. Quindi riusciremo ad avere dei risultati molto importanti entro giugno 2026. È chiaro che queste nuove strutture devono essere gestite. Occorre che post PNRR ci sia un piano di gestione sia degli edifici scolastici sia di tutte le infrastrutture che fanno capo agli enti locali. Spese di investimento e spese correnti, quindi non c'è a tutt'oggi un punto di equilibrio. Siamo in una situazione in cui possiamo avere dei soldi per costruire una nuova scuola o per costruire un nuovo ponte, ma non abbiamo i soldi per cambiare la lampadina o per fare delle piccole manutenzioni. Un ulteriore taglio alle risorse correnti metterebbe in crisi i servizi. Connessa la partita sulla rappresentanza, anche qui c'è un disegno di legge fermo nelle commissioni parlamentari. In qualche modo dobbiamo far quadrato e partire con questa priorità, cioè il ritorno all'elezione diretta.